Perché la Val Belluna ha grandi potenzialità cicloturistiche? Non parlo di bellezza del paesaggio, di bei borghi, ma soprattutto voglio farvi vedere di nuovo la mappa Bici Italia che vi avevo fatto vedere De Romedis prima, concentrandovi su questo aspetto, che la provincia di Belluno è attraversata a est dalla ciclovia Monaco-Venezia, e questa è la guida, e a ovest dalla via Claudia Augusta che va da Augsburg ad Altino e attraversa proprio Feltre, e questa è la guida della Claudia Augusta. Ebbene, in questo modo la Feltre-Belluno non è altro che il trade union tra due ciclovie internazionali, quindi avremo la possibilità di intercettare flussi cicloturistici internazionali se solo avessimo le infrastrutture. Quindi ecco perché FIAB Belluno e anche la neonata FIAB Feltre in Bici, che è nata da 2 anni, promuovono ormai da 15 anni il percorso ciclabile Belluno-Feltre, e come vedete c'è un logo, bicicletta, treno. Abbiamo fatto l'anno scorso la prima iniziativa, la grande pedalata della Val Belluna, per promuovere proprio questo itinerario, oltre 160 partecipanti, la rifaremo anche quest'anno. Vediamo adesso il tracciato, naturalmente Belluno e Feltre qua giù, tracciato in destra e in sinistra Piave per un totale di oltre 75 km, siamo poco meno di 80 km, quindi un percorso ad anello che è molto allettante per il cicloturismo, come ci ha mostrato prima De Romedis. In destra Piave, Belluno, tocchiamo Sedica, arriviamo a Santa Giustina. Questo percorso fino a Santa Giustina è già tabellato, purtroppo da Santa Giustina a Feltre in destra Piave manca totalmente la tabellazione. Arriviamo fino in località Salmeniga, cioè fino a qua, su strade secondarie, e poi qua, come vedrete, iniziano i problemi. In sinistra Piave invece da Feltre a Belluno, Feltre, Villa Paiera, Lentiai, e questo fino a Lentiai è il percorso già della Claudia Augusta. Dopo Lentiai, Meltrichiana, Limana, Belluno, questo percorso è completamente tabellato, sia come ciclabile della sinistra Piave, sia come Claudia Augusta. Questo percorso è un percorso di fondovalle con dislivelli minimi, su strade secondarie a basso traffico, a bassa velocità, e con brevi tratti in ciclabile in sede propria. Tra l'altro, come diceva prima Walter Bonan, è servito dalla ferrovia in destra Piave. Abbiamo 5 stazioni ferroviarie, quindi Feltre, Buschi, Sant'Giulio, Sedico, Belluno. Sappiamo che a breve avremo l'elettrificazione della linea, con possibilità di avere dei treni che portano più biciclette. Attualmente comunque si possono caricare 7 bici su ogni treno, laddove è previsto, e quindi diventa estremamente allettante dal punto di vista cicloturistico, perché sappiamo che i percorsi cicloturistici più famosi, e l'esempio tipico è la famosa Dobbiaco-Lienz, ma anche la Valpusteria, anche la vicinissima Val Sugana, anche la Val Venosta e via dicendo, hanno proprio questo binomio treno-bici. E adesso veniamo ai requisiti, ve li ha già illustrati De Romedis, no? Sicurezza, continuità, attrattività. Quali sono i problemi? I problemi del percorso ciclabile Belluno-Feltre sono problemi di sicurezza e problemi di continuità, e ve li vediamo subito. Ci sono 2 punti pericolosi al momento, uno è ingresso-uscita Belluno sulla sinistra Piave, e l'altro è il tratto proprio tra Santa Giustina e Feltre in località Busche. Abbiamo 3 km pericolosi a livello di Belluno e 5 km, anche meno se vogliamo, a livello di questo tratto tra Santa Giustina in località Busche. Per questo abbiamo organizzato proprio la grande pedalata della Val Belluna, per chiedere che questi punti vengano risolti. La rifaremo il 22 settembre 2019, la rifaremo completa, quindi tutto il percorso ad anello, e vi esamino rapidissimamente i 2 punti. Uno è questo: problema sulla sinistra Piave, la strettoia di Villa Buzzati non si vede bene perché è fuori dalla diapositiva, è a livello di quella chiesetta. È una strada molto larga prima e dopo la strettoia. A livello della strettoia c'è un limite di 60 all'ora, ma non è mai regolarmente rispettato dalle automobili, e difatti abbiamo, vediamo se parte questo video, eccolo qua, si vede abbastanza. Questa è la situazione del ciclista che passa, parla da solo, viene letteralmente sfiorato dai camion e dalle automobili in transito. Noi ci chiediamo come mai, scusate, adesso bisogna che vada avanti, eccolo qua. Ecco, noi ci chiediamo, FIAB Belluno, come mai questa strettoia sia così trafficata, come vedete anche ben segnalata la pericolosità della strettoia, sia così tanto trafficata, quando nel 2015, 4 anni fa, è stato inaugurato il traforo di Col Cavalier, definito opera strategica, è costata 63 milioni di euro quest'opera, e qua lo vedete in mappa. Questo è il traforo di Col Cavalier, che è da 4 anni in funzione ed è sottoutilizzato. C'era scritto sul giornale di 10 giorni fa proprio una questione su questo tema, che il traforo è sottoutilizzato, perché
gli automobilisti preferiscono comunque scegliere questo percorso strettoia di Villa Guzzati via Montegrappa. La soluzione noi l'abbiamo già proposta all'amministrazione comunale di Belluno ed è quella proprio, come suggeriva e come insegna De Romedis, di fare il quartiere di via Montegrappa, che è un quartiere popoloso. Ci sono ben 5 attraversamenti pedonali in questo tratto, quindi trasformare quel quartiere in una zona 30, mettere un senso unico alternato con semaforo a livello della strettoia. A questo punto gli automobilisti impareranno da soli che è meglio andare attraverso il tunnel di Colle Cavaliere, dove il limite è di 70 km all'ora. Quindi ecco qua, restituzione del quartiere ai residenti, riduzione dell'inquinamento da gas di scarico, riduzione dell'inquinamento da polveri sottili, riduzione dell'inquinamento da rumore, che è un fattore patogeno anche questo, ma soprattutto direi maggiore sicurezza per i bambini, per i pedoni e per i ciclisti, perché non vengono più esposti a queste macchine che vogliono velocemente attraversare il quartiere. Per di più, realizzazione della continuità del percorso ciclabile in sinistra Piave senza dover spendere neanche un soldo, basta regolamentare la velocità delle automobili. Ecco, ci hanno fatto un regalo oggi, perché proprio oggi il Corriere delle Alpi ha pubblicato la lettera aperta che abbiamo mandato al sindaco, agli amministratori di Belluno e alla provincia e anche, per dire la verità, a Veneto Strade, chiedendo un semaforo che regoli proprio la strettoia e il traffico di Villa Guzzati. In effetti è stato un bellissimo regalo. Quando stamattina ho visto il giornale, dico, ma guarda un po', oggi proprio l'ho pubblicata. Bene, vado avanti su questa che non importa. L'altro punto problematico è la destra Piave, in località, come vedete lì, Salmenega. Qui così il ciclista che scende da quella strada secondaria, che è già inserita, diciamo, nel percorso ciclabile, deve immettersi nella strada statale 50, che è trafficatissima, poi può con qualche deviazione uscirne, ma in sostanza ha 3 punti pericolosi. Qui così è stata realizzata una ciclabile dal comune di Feltre, è un'ottima soluzione, però purtroppo è una ciclabile sterrata e quando piove il terreno è tale per cui diventa fangosa e diventa impraticabile, diciamo, quindi sarebbe utile magari trovare una soluzione migliore per la pavimentazione. E l'altro punto pericoloso è questo, per cui attualmente si deve attraversare la statale per portarsi sul percorso ciclabile della Claudia Augusta che corre a valle della statale. Ora, qui verrà costruito sicuramente un ponte ciclabile sul torrente Salmenega, perché ci sono già i fondi e stanno studiando il progetto. Il problema è che hanno previsto anche un percorso cicloturistico che porta però il cicloturista del tutto fuori dall'asse del percorso ciclabile, quindi lo fa andare appunto su e giù per le montagne, anche perché quel percorso lì comporta dislivello e pendenze che sono superiori sicuramente al 5%. FIA Belluno avrebbe comunque trovato un'alternativa, abbiamo già parlato con le amministrazioni, attualmente non ci sono i soldi, però c'è una possibilità di mantenersi una quota più bassa e rendere questo percorso leggermente migliore rispetto a quello proposto. Il problema rimane comunque qua giù, e questo è il punto più problematico, diciamo, perché questo tratto di statale non è al momento evitabile. C'è in realtà c'è una ciclabile realizzata sempre dal comune di Feltre che ha costruito questa passerella ciclabile sul Caorame. Purtroppo questa passerella è stata danneggiata e non mi pare che sia da Vaia il 29 ottobre dell'anno scorso e quindi attualmente non è percorribile. Per dire il vero, presenta anche questo un problema, perché le pendenze per accedere alla passerella da un lato e poi per risalire dall'altro lato, visto che è posta sul fondo della fora del Caorame, sono pendenze difficili, che non sono pedalabili per un cicloturista. Questo è un fatto, insomma, ecco, diciamo che chi ha la mountain bike elettrica va bene, ma il cicloturista, se ha poi un carrello o anche le borse, deve spingere la bicicletta in salita e deve fare anche un po' di attenzione in discesa. Comunque attualmente non è percorribile, quindi la soluzione a monte della statale al momento non esiste. Quello che noi invece abbiamo accolto e ce l'hanno suggerito, guarda caso, i gestori del bicigrill di Busche, quindi gente che anche loro di biciclette se ne intendono, è questa possibilità di bypassare la statale a valle della statale stessa, e gli interventi da fare naturalmente sono sì una passerella ciclabile a fianco del ponte stradale, però in questo caso la passerella sarebbe molto breve, e sistemare una strada già esistente, però è una strada sterrata e diciamo secondaria, che va da qua a qua circa 200 metri, perché il resto si svolgerebbe su strade secondarie già esistenti, e questo permetterebbe di completare il percorso della Claudia Augusta
a valle della strada statale. Tra l'altro dobbiamo ricordare che la Feltre-Belluno o Belluno-Feltre fa parte di quella famosa ciclovia del Piave di cui si parlava prima, che è un progetto dei vari BIM di Belluno, Treviso e Venezia. Bene, io con questo ho concluso, naturalmente è stata estremamente sintetica, quindi per risolvere la Belluno-Feltre ciclabile dobbiamo risolvere problemi di sicurezza e di continuità. Ricordo in chiusura che proprio domenica prossima faremo con FIAB regionale, e ricordo che qui c'è anche Corrado Marastoni, che è oltre presidente di FIAB Verona, fa parte anche del coordinamento veneto regionale di FIAB. Domani andremo a fare insieme proprio tutta la Belluno-Feltre in destra e sinistra Piave per studiare ancora meglio questi punti critici. Domenica prossima avremo questa grande manifestazione regionale per una Monaco Venezia più sicura, perché la tempesta Dea purtroppo ha distrutto un pezzo di ciclabile a livello di Castellavazzo, e lì, dico la verità, abbiamo fatto un sopralluogo pochi giorni fa riprendendo dei cicloturisti tedeschi in transito. Lì il cicloturista rischia letteralmente la vita. E il 22 settembre vi invitiamo naturalmente alla grande pedalata della Val Belluna che rifaremo per promuovere questo percorso. Grazie dell'attenzione. Grazie a tutti voi della vostra presenza e partecipazione. Ricordatevi le firme per... prego.